Arrestiamo allo scuro che scuro Sicilia chiamci. Tutto l'oro all'arance, i pirati a rubare, le campagne spogliate con la nebbia lassata. A rubare lo sole, arrestiamo allo scuro che scuro Sicilia chiamci. De colore a mare, a rubaro che danno, so impazzo delle pesce e lamento che fanno. A rubaro lo sole, arrestiamo allo scuro che scuro Sicilia piange. Alle femmine nostre ci scipparo dell'occhio, ma lo sciore lo poco, ma va le specchie. A rubare lo sole, arrestiamo allo scuro che scuro Sicilia piange. A rubare lo sole, arrestiamo allo scuro che scuro Sicilia piange. Tu non vuoi capire, tu non dici niente, la vita è non mi partire, e terra che non tieni, tu vuoi partire, e ne dici tu ne no, per farle restare.
più niente per poterli trattenere. Tante navi a Palermo e pirati sbarcarono con le facce d'inferno. Arrubarono lo sole, arrestavano allo scuro che scuro Sicilia piange. Tutto l'oro all'arance, i pirati arrubarono le campagne spogliate con la nebbia lassaro. N'arrubarono lo sole, arrestavano allo scuro che scuro Sicilia piange. Le colore allo mare, n'arrubaro che danno, so impazzo delle pesce e lamento che fanno. N'arrubarono lo sole, arrestiamo allo scuro che scuro Sicilia piange. Alle femmine nostre ci scipparo dell'occhio, ma lo sciore lo poco, ma le specchie. N'arrubarono lo sole, arrestiamo allo scuro che scuro Sicilia piange. N'arrubarono lo sole, arrestiamo allo scuro che scuro Sicilia piange. Terra che non senti, tu non vuoi capire, tu non dici niente, la vita è nome.
Ed eccoci finalmente qua. Buonasera a tutti. Non so se mi sentite, ci ritroviamo insomma ad affrontare per la prima volta un esperimento che prima di invitare gli ospiti ho definito insomma amici a tavola, un incontro insomma molto, molto easy, molto semplice tra tra un bicchiere di vino e un pezzo di formaggio. Questo è quello che ho proposto nella nostra tavola questa sera. Questo non vuole essere un incontro di nessun tipo, non c'è nessuna pretesa giornalistica, anche perché non lo siamo. Chi ci conosce sa che io e mio fratello Gioacchino, anche lui presente stasera con noi, facciamo parte del gruppo musicale teatrale I Nuovi Cantastorie di Torino. Insomma, abbiamo deciso in un momento come questo di interfacciarci e interagire con persone artisticamente vicine a noi. Ecco perché la decisione di partire con il parlare di Sicilia con 3 personaggi che vengono da quella terra. Sostanzialmente la missione, diciamo, era quella di coinvolgere qualcuno di vicino a noi. Il nostro invito è stato accettato con grande piacere. Prima di passare ai nostri ospiti, un avviso per chi sta seguendo la live da casa. Per tutti coloro che vorranno intervenire con domande o qualche curiosità, lo potranno fare direttamente in chat su Facebook in questo caso, e noi provvederemo a girare le domande ai nostri ospiti. Cominciamo con il primo ospite della serata, colui che ci terrà compagnia, diciamo il cantastorie per eccezione, anche se ce lo spiegherà poi più tardi, non ama tanto definirsi ciò. Buonasera a Nonò Salomone. Ciao Nonò. Ciao, ciao carissimo, Benvenuto. ciao. Benvenuto, ci fa molto piacere averti con noi. Grazie per aver accettato il nostro invito. Fa piacere pure a me essere qua con voi. Benissimo. Insieme a Nonò questa sera a tenerci compagnia, molti lo conosceranno, lo chansonniere, autore ormai di più di 20 album, se non erro, poi ci correggerà lui, siamo in attesa del 24esimo album. È colui che spesso nei suoi testi cita appunto la sua Sicilia. Questa sera con noi, grazie tantissimo, Pippo Pollina. Ciao Pippo. Ciao a tutti. Grazie per aver accettato, diciamo, questo nostro invito a tavola. Ok, mi auguro che tu gradisca il vino, che ti piace il formaggio, che ti piace il salame. Insomma, questa è la nostra tavola bandita per i nostri amici, neanche ospiti, ma per i nostri amici. Chiudiamo con chi la Sicilia spesso la trascrive nei suoi sonetti, nei suoi racconti. Personalmente per me è una grande fonte di ispirazione. Con noi questa sera il poeta trapanese Nino Barone. Ciao Nino! Ciao, buonasera a tutti, bentrovati. Grazie per aver accettato anche a te il nostro invito, il nostro invito a tavola anche per te. Grazie. Con noi questa sera è colui che mi darà una mano a versare il vino in questa tavola e a tagliare il formaggio ai nostri ospiti, mio fratello Gioacchino. Ciao Benvenuto. Ciao a tutti, anche da parte mia, grazie per aver accettato questo invito. Per noi è un esperimento dal punto di vista tecnico, dal punto di vista umano è bellissimo avervi con noi e parleremo di tante cose e delle cose che ci accomunano fondamentalmente, che in questo caso è la Sicilia, e durante la serata avremo la possibilità di sondare tantissime cose. Io darei di nuovo la linea a Massimo e partiamo con quello che è il nostro programma di questa sera. Allora, non c'è un programma dettagliato nei minimi termini, per come abbiamo detto, di giornalistico c'è ben poco, ci sono tante curiosità, perciò partirei subito toccando nel cuore il nostro carissimo amico Nonò con un video. Andiamo a vedere di cosa si tratta e poi ne parliamo insieme. Dopo che ho fatto 21 omicidi, in cambio di presentarsi in commissariato di pubblica sicurezza, si presenta sopra la tomba di Somaci e una preghiera ardente allora feci alla tomba della madre Genesici. Maci, ma giuzza mia che angiano dici, ai lo cuore mio, mezzo l'abbraccio sogno cercare, e mi sento un felice. A vento non li trovo, io manco pace. Dammi la morte in testa cantonera, te
non tornare mai se mi galera. Mentre Giovanni faceva tale preghiera, lo cielo alla tempesta si prepara. Con tanto forte da mala maniera e torna il lampe spisso a centenare, come se non ci fosse tale a quale lo diluvio antico universale, un lampo veramente colossale. Di tanta oscurità scicao i veli e colpisce a Giovanni in modo tale e resta sicco guardando i cieli mentre perdona domanda Dio di lo male che in vita commettiu. No, la domanda che mi viene così subito di getto, Allora. chi è il cantastorie? No, a parte chi è protagonista in questo video, ma chi è il cantastorie? Oggi una figura ormai, se un ragazzo giovane oggi viaggia per la Sicilia non troverà mai più una figura del genere. Chi è? Dici, spiegaci un po', raccontaci un po' chi è il cantastorie. Allora, Ciccio Busacca è stato un grande, io lo conoscevo, lo andavo a vedere quando ero bambino, lui era i primi anni che si esibiva con la storia del bandito Giuliano. Poi ho avuto il piacere, la fortuna di incontrarlo fuori qua della Sicilia. Io organizzavo a Torino rassegne con i cantastorie in Piazza San Carlo e in tanti altri posti, va bene, e tutti gli anni facevamo il Cantamille e Ciccio Busacca io lo invitavo tutte le volte, era presente alla manifestazione. Poi con Busacca abbiamo girato assieme l'Emilia Romagna, Sant'Arcangelo di Romagna, e lui gli faceva piacere anche camminare con me e dico che era grande. È inimmaginabile dirlo, bisognava ascoltarlo non così come noi stiamo ascoltando, come canta così, ma viverlo di presenza, senza una storia definita come adesso Giuliano o così. Lui era un uomo di spettacolo, questo voglio dire, e poi era di una bontà straordinaria, proprio era una grande persona. Eravamo molto amici, io l'ho conosciuto, sono andato a trovarlo a casa sua a Bustarsizio la prima volta che lo incontrai, e la moglie ha preparato un piatto di pasta asciutta con il tonno, una cosa semplice. Abbiamo mangiato assieme la prima volta dopo tanti anni, perché io lo seguivo da bambino. Dopo tanti anni l'ho incontrato così e poi siamo diventati amici. Un grande uomo, un grande artista. La curiosità, scusa se ti interrompo, la curiosità è perché è sparito, chiamiamolo mestiere, no? Il mestiere di cantastorie. Hai dato una risposta al perché non esiste più questa figura? Ma non esiste più questa figura come esisteva una volta, ma esistono tante altre forme che si fa il cantastorie. Ognuno un po' si è allargata la situazione, è cambiata. Io mi vergognavo quando mi chiamavano cantastorie, capisci? Io facevo teatro e cantavo, allora i giornalisti tutti scrivevano il cantastorie Nono Salamone, a me mi dava fastidio, poi mi hanno convinto che invece non era così male il fatto di essere un cantastorie, ma poi tutti gli altri che si sono messi a fare il cantastorie hanno cambiato pure loro. Anche nei tempi di Busacca c'erano altri cantastorie che cantavano in un modo diverso. C'era Franco Trincale, per esempio. Trincale cantava in un modo completamente diverso e altri cantavano in un modo diverso. Orazio Strano aveva un'altra musica, aveva altre cose, facevano queste ballate divertenti, stuzzicanti, un po' ironiche, insomma.
i cantastorie, Ti dico, Busacca, la cosa noi che mi ha abbiamo presente sempre Busacca come cantastorie, ma la cosa che ha anche sempre Rosa affascinato, Balistreri dicevano che era una cantastorie. ti dicevo, la cosa che ha sempre affascinato della figura del cantastorie è anche la ricerca e la costruzione della cartellonistica, no? Proprio il dipingere queste figure. Probabilmente lo si faceva, questo penso sia nella storia, lo si faceva perché magari c'era la mancanza di informazione, perciò con questa cartellonistica tu mi insegni che si andava a costruire un po' la storia. Questa è forse la mancanza associata al cantastorie, che viene a mancare, no? Si aiutava la fantasia della gente a vivere, si aiutava la gente a vivere la storia con il cartellone, perché si guardava il primo cartellone, il secondo cartellone, erano come dei fumetti, tra l'altro, perché erano fatti nella maniera dei fumetti. Allora, ora tutti cercano di crearsi il cartellone per imitare, per essere cantastorie, ma io non credo più che il cartellone fa il cantastorie. Il cantastorie diventa diverso oggi, ha un altro modo di proporsi. Ce ne sono artisti che cantano, se noi guardiamo anche i cantastorie del nord come Guccini cantastorie, ma Guccini faceva tutto una cosa completamente diversa. I cantastorie padani, per esempio, io partecipavo sempre al Festival dei Cantastorie a Sant'Arcangelo di Romagna, a Bologna, in tutti questi posti dove c'erano i cantastorie, ma erano tutti diversi, completamente diversi i cantastorie. Usavano una musica già esistente, i cantastorie del nord. Mentre il cantastorie siciliano ogni storia aveva la sua musica. Busacca spesso, come il lamento per la morte di Salvatore Carnevale, la cantava con la stessa musica di Giuliano. Se si vuole vedere un po' come stanno le cose, lui aveva quella musica e tutte le storie le faceva con la musica che aveva fatto Giuliano, Giovanni Accetta e tutto il resto. Secondo me le cose sono un po' cambiate in meglio da questo punto di vista. Pippo, che ricordo ne hai tu nel tuo passato siciliano? Che ricordo ne hai di questa figura? Ma innanzitutto saluto tutti, fa piacere di essere in questo immaginario tavolo rotondo, compreso il formaggio e il salame. Non bevo vino con lo stemio, però siamo in due, Pippo. Dunque io ho un ricordo particolare che mi lega a Ciccio Busacca, perché da giovanissimo, quando facevo parte del gruppo Agricantus nel 1979, ho iniziato a fare concerti e ho avuto una grande fortuna, quella di essere invitato tra il 1980 e il 1982 a 3 edizioni di un festival della canzone popolare siciliana che si teneva a Terrasini, esattamente a Città del Mare, che era un villaggio turistico nei pressi di Terrasini. Lì c'era un promoter che si chiamava Enzo Barbarino, molto lungimirante, che ebbe la bellissima idea di radunare per una settimana tutti gli artisti di musica popolare siciliana in quel posto lì. Io a 17 anni ho avuto modo di conoscere Ciccio Busacca, Rosa Balistreri, Otello Profazio, la Taberna Milensis, insomma, mi stupisco di non avere conosciuto Nonnò in quell'occasione, probabilmente Nonnò viveva in Piemonte in quel periodo lì, quindi non ho avuto... C'ero Pippo. C'eri anche tu? Allora hai visto, ci siamo Pippo, c'ero. A Bene. Terrasini, con Enzo Barbarino, c'ero. Sì, però non mi ricordo. Con Rosa Balistreri sono arrivato. Come, scusa? Sono arrivato con Rosa Balistreri a Terrasini. Ecco. Ero io e Rosa Balistreri, siamo arrivati assieme. Sì, insomma, io ero giovanile, avevo 17 anni, adesso ho buona memoria, però insomma di tutti non c'erano decine e decine di interpreti.
E io l'ho avuto modo di stringere diciamo una relazione molto istintiva e affettiva con Ciccio Busacca, il quale mi diede dei testi da musicare che io conservai gelosamente, che provai effettivamente a mettere in musica negli anni seguenti. E poi io andai via dalla Sicilia, però sono rimasto in contatto con Ciccio Busacca. E devo dire c'è questo ricordo che diciamo, nel suo aspetto tragico per me è molto bello, perché Ciccio morì credo nell'88, nell'89 e morì, aveva un enfisema polmonare. Io andai a trovarlo in quel di Busto Arsizio, come ricordava nonno, e raccolsi le sue memorie. Lui era come se fosse un po' consapevole del fatto che non avesse più lunga vita, anzi lo sapeva probabilmente molto bene. E mi disse: senti, se ti va ti racconto la mia storia. Io registrai su 3 cassette C120 che conservo ancora oggi gelosamente le sue memorie. Lui mi raccontò tutto di quando era a Paternò, sapevo già molto di lui, però insomma entrò nei dettagli, mi raccontò anche aspetti della sua vita privata, insomma il suo incontro con la comune di Dario Fo, tutte le sue amarezze, anche gli aspetti diciamo meno positivi, meno belli e meno conosciuti anche della sua vicenda artistica e umana. E gli dissi, gli promisi di portare a termine quel progetto di musicare delle sue liriche, cosa che feci e che poi consegnai agli Agricantus, anche se non suonavo più con quel gruppo. E insomma ho questo ricordo di Ciccio, questo personaggio estremamente magnetico, con quegli occhi azzurri chiarissimi, con quello sguardo penetrante. Io non dimenticherò mai quel concerto a Palermo, a Piazza Pretoria, dove lui aveva un uditorio di ragazzi, c'eravamo tutti giovani, ventenni, 2-3 mila ventenni, lui intrattenne tutti con grandissima forza. Se volava una mosca si sentiva quella sera lì. Eravamo tutti seduti a terra a ascoltare la sua cantata sulla tragedia di Marsinelli in Belgio, Tu riscorta a Mazzarino e quant'altro. Insomma, sono personaggi che appartengono ad una storia della Sicilia che ovviamente si è evoluta, non è più così, e che hanno trascinato l'arte del cantastorie in qualche cosa che ha a che fare con l'etnomusicologia. Oggi non sarebbe pensabile che un artista che si affaccia al panorama, ecco, interpreti il suo modo di scrivere e di stare al mondo in un modo, diciamo, come faceva il cantastorie nella prima metà del Novecento. Non è possibile, perché è cambiato il mondo e oggi ci si esprime non soltanto in altri termini, ma ci si esprime anche con strumenti diversi. Però è qualche cosa che indubbiamente, quando la vediamo, io ogni volta in cui vedo delle immagini del repertorio di Ciccio Busacco, anche di nonno stesso, che è una delle ultime propagine di questa arte, secondo me, perché dopo di lui è naturale che non ce ne possano essere più tanti, che prendono questo testimone immaginario, perché il mondo è cambiato, il mondo si esprime oggi in modi diversi, e quindi c'è modo e modo di raccontare le storie, è un modo i modi moderni di raccontare le storie hanno appunto altre forme, ed è giusto che sia così. Bene. Nino, tu che ricordo hai? Cioè, che cosa ti lega al ricordo del cantastorie? Io invidio molto gli amici, perché lo hanno conosciuto personalmente, Ciccio Busacca. Io non ho avuto questo privilegio di poterlo conoscere, però ho incontrato, diciamo, l'arte di Ciccio Busacca all'età di 8 anni. Parliamo di 40 anni fa, quando un mio zio è venuto dalla Germania, mi regalò siccome io ero sin da piccolo, sono stato sempre particolarmente appassionato per le cose siciliane, insomma per la sicilianità in genere, mi regalò questo 33 giri con una cantastoria di Ciccio Busacca sul Bandito Giuliano, che io ricordo, imparai a memoria. Diciamo che poi col tempo la proposi pure attraverso il mio canale YouTube a mo' però di recitazione, perché io non sono un cantante, a malapena riesco a recitare, diciamo, i miei versi. Quindi, diciamo, non ho avuto questo privilegio, ma conosco diciamo
l'arte di Ciccio Busacca, così come conosco anche l'arte di Orazio Strano, per esempio. Mi piace molto, non so se non ho, sicuramente la conoscerà anche lui, così come la conoscerà Pippo Pollina. C'è un duetto tra Orazio Strano e Turiddu Bella sulla donna, sui testi di Turiddu Bella. È fenomenale, qualcosa davvero. Io ogni volta che l'ascolto c'è questo botta e risposta tra i due che è veramente eccezionale. E lo stesso Ignazio Buttitta, che non ho conosciuto nemmeno fisicamente, incontra l'arte dei cantastoria. Abbiamo i suoi pezzi che sono i suoi pezzi, diciamo, che i cantastoria hanno cantato, diciamo, per tutto il mondo, possiamo dire, che sono, lo ricordava prima Pippo Pollina, Luciano De Lusuli, tu riscordo su Fararo, abitante a Mazzarino, un Luciano De Lusuli s'avventura lo destino, che faceva a Mazzarino se travaglio non ce n'era, fece sciopero una volta e lo misero in galera. Ecco, questa è stata cantata da tantissimi cantastorie, storia di sofferenza, di emigrazione, di stenti. E poi la storia del bandito Giuliano. Ecco, questo è un altro pezzo di Ignazio Buttitta che incontra appunto i cantastorie. Nino, scusami, tu adesso stai giustamente hai presentato il personaggio di Ignazio Buttitta e io ti interrompo per farti riprendere, manderei in onda un video molto significativo, guardiamolo insieme. Rosa Balescieri a Firenze, circa 6 anni fa, in casa di un mio amico pittore. Quella sera Rosa Balescieri cantò Il lamento per la morte di Giulio Cannavale, che è un mio poemetto. Io quella sera non la dimenticherò mai. La voce di Rosa, il suo canto sciozzato, drammatico, angosciato, pareva uscisse dalla terrazza della Sicilia. Ho avuto l'impressione di averla conosciuta sempre, di averla vista nascere e seguita per tutta la vita. Bambina, scalza, povera, moglie, madre. Perché Rosa Balescieri è un personaggio favoloso, direi un dramma, un romanzo, un film senza autore. Rosa Balescieri è un personaggio che cammina su un filo di cotone, un personaggio che ha un cuore per tutti, che ama tutti. Un cuore vecchio, antico, per la Sicilia di Vittorini e di Quasimodo. Un cuore giovane per la Sicilia di Guttuso e di Leonardo. Beh, sicuramente un video, io l'ho visto parecchie volte, è un video che mi tocca. Io ho avuto poi il piacere tantissimi anni fa di conoscere Ignazio Buttitta, ed è stata un'esperienza. Io avevo 16 anni, credo, qui in un paesino, e lui mi viene sempre un'emozione a ricordare questo episodio, perché lui si mise, questo paese che, se non ricordo male, era Prizzi, si mise tra la chiesa e il municipio e recitò Mafia e Parrini, cioè una cosa di una straordinarietà incredibile, la sua carica. A un certo punto si fermò la sua recita e gridò verso alcuni ragazzi che si erano distratti e disse: zitto te cretino, capittia parro. Cioè nella piazza ci fu un silenzio, non so come definire, da pelle d'oca. A me mi viene ancora la pelle d'oca. Poi ebbi la possibilità, insomma, di parlargli un attimo. Lui mi fece firmare un suo libro di poesie. Personaggi che oggi non ci sono più, ma che secondo me hanno dato il via a un certo modo di raccontare la Sicilia. Per questo a me mi ha stupito moltissimo qualche giorno fa quando mio fratello mi ha detto che gli dava quasi fastidio essere definito cantastorie. Io ho sempre pensato che il cantastorie, soprattutto in quegli anni, no, avesse una funzione sociale,
quella di portare le storie, di portare la cronaca, no? Nei vari paesi, che altrimenti non sarebbe arrivata, perché comunque non c'era TV, non c'era la radio, non penso che trasmetteva alcune storie, la storia di Marcinelle o tante altre, si potevano avere pochissime notizie. Io penso, e che lo chiedo a voi tre, se condividete il fatto che il cantastorie avesse avuto una funzione veramente sociale, insomma, nella nostra terra, come nelle altre terre, ma nel nostro caso noi parliamo della Sicilia. Allora, scusami, io ti voglio dire com'è che io facevo il cantante, non ero un cantastorie, capito? Ero figlio di un poeta contastorie, ero un cantante di musica leggera, scrivevo canzoni. E allora ho partecipato a un concorso di voci nuove a Cremona, la piccola ribalta, che poi ho vinto questo concorso di voci nuove che abbiamo registrato sul Castello di Bari. Com'è andata la cosa? Che un regista di Torino, che era Pier Giorgio Giti, doveva fare uno spettacolo sulla poesia di Ignazio Buttitta e cercava un siciliano che cantava. Allora uno dell'organizzazione della piccola ribalta disse che c'ero io, siciliano, a Torino, che potevo essere disponibile e che scrivevo musica, facevo queste cose. Lo spettacolo su Buttitta è stato un grande successo, un grande successo. Tutti mi scrivevano, i giornalisti scrivevano il cantastorie non osa l'amore, ma io ero un cantante, non ero un cantastorie, mi dava fastidio. No, forse, scusami, forse non avevi scoperto che no, di cantanti ce n'erano tanti, ma di cantastorie ce n'erano pochi, che era quasi un privilegio, no, essere chiamato cantastorie. Ma io figurati. Ma vedi, mio papà era un contastorie, era un poeta popolare, mio padre, che ha scritto delle cose importanti. E quindi io venivo da quel mondo, seguivo Ciccio Busacca quando era in piazza, lo andavo a vedere. Insomma, lo seguivo, però io scrivevo canzonette, quelle canzonette che io non canto più da tanti anni, va bene. E allora i giornalisti tutti cantastorie, poi uno mi ha convinto, no, guarda che non è proprio così un disonore che ti chiamano cantastorie. E poi piano piano sono entrato nella discussione, nella storia, ho incominciato a organizzare a Torino, in piazza San Carlo, i festival di cantastorie, e quindi poi insomma me lo sono preso, insomma, tutto il titolo di cantastorie. Posso? Sì, certo. Abbiamo girato un po' tante città italiane, io e Ignazio Buttitta. Una serata che abbiamo fatto a Torre del Greco, Buttitta cosa faceva? Quando arrivava in un paese, in un posto, arrivavamo di mattina, e allora poi si girava il paese e guardava, vedeva tutte le cose che c'erano, se funzionava bene, se era pulito, la sera, poi dopo, sul palco, poi dopo gli gridava tutte le cose che non funzionavano. E allora aveva incontrato a Torre del Greco bambini che spacciavano, bambini che vendevano sigarette, bambini che... Quando io cosa facevo? Introducevo Ignazio Buttitta con le canzoni, le poesie di Buttitta cantate da me. Dopo incominciava lui. E ha incominciato prima a fare un monologo contro Torre del Greco, della schifezza che c'era, del comune, la vergogna, eccetera, eccetera. E allora, mentre che parlava così, io ero di lato, uno mi tirava per i pantaloni e mi diceva: gli dica che deve smettere, Ma dico: ha iniziato ora, come fa a smettere? Deve smettere. Dico, poi questo viene di nuovo: deve smettere, guardi che finisce male. Dico: che fare? Non sapevo che cosa fare. Allora mi sono avvicinato a Ignazio Buttitta mentre lui recitava: parlo Cottia, dove è la Cottia? Segna il caso lì che c'è, e lui mi ha dato una gomitata che mi ha fatto volare proprio dall'altro lato del palco. Insomma, questo è venuto di nuovo, mi ha avvisato per l'ultima volta
tutto un colpo scoppia una bomba sotto il palco. C'era una bomba carta, qualcos'era, ma una bomba che è tremato tutta la cosa. E allora lui si è spaventato, buttista, logico, ha smesso di recitare. Ecco, questa è una cosa che è un fatto accaduto a Torre del Greco con Ignazio Buttista. Poi ce ne sono tante altre molto simpatiche, ma non le voglio manco raccontare. Grazie, no. Pippo, il tuo rapporto con il cantastorie in Sicilia, mentre durante la tua permanenza in Sicilia, ti ha un po' condizionato nella tua scrittura? Io credo che, come avete accennato voi, la funzione del cantastorie è senz'altro di tipo politico-sociale, perché non è casuale il fatto che i contenuti di tutte le loro cantate hanno questo tipo di valenza, hanno questa caratteristica, raccontano i fatti importanti che hanno toccato il popolo, hanno addolorato il popolo e lo hanno spesso costretto diciamo così, a esprimere momenti di lotta importanti. E non è un caso che la figura del cantastorie, da un punto di vista politico, diventa importante poi negli anni 60 e negli anni 70. Con gli anni 70 viene addirittura rivalutato proprio per la forte politicizzazione della società in quegli anni, in quei decenni. Per quanto riguarda me, sarei bugiardo se ti dicessi di sì, nel senso che quello che mi concerne, probabilmente i miei punti di riferimento per la mia scrittura sono stati altri, sono stati quelli della poesia tout court, quelli legati al mondo della lirica in quanto tale. E ho sempre diciamo, cercato di far valere la forza delle parole che raccontassero pure delle storie, d'accordo? Anzi, noi cantautori non siamo altro che i raccoglitori di quel testimone ideale che i cantastorie ci hanno dato, però lo facciamo senza la cartellonistica, lo facciamo attraverso la forza delle poesie, le metafore. Alcuni, per citare Francesco Guccini, che è stato appena citato da Nonò, ha un sistema, diciamo così, ha uno stile epico di raccontare le sue storie, altri lo fanno in maniera più lirica, più allegorica, più immaginifica. E quindi per quanto mi riguarda ti dico di no. Io ho iniziato con la musica popolare, la musica popolare era un modo di rilanciare la problematica delle classi sociali più in difficoltà nel nostro paese, perché io ho iniziato a fare musica per motivi politici, cioè la musica per me aveva una valenza politica. Quindi volevo dire attraverso la musica delle cose che forse riuscivo a dir meglio perché erano tra virgolette delle cose scomode. Questa era la nostra intenzione, cioè prendere posizione nella società attraverso la musica, perché noi eravamo di una generazione al confine. Quelli come me non hanno vissuto un'appartenenza, diciamo, totale, perché non sono abbastanza vecchio per far parte di quella generazione che ha vissuto il 68 il 77 oppure gli anni 70, ma non sono neanche talmente giovane da avere fatto il paninaro negli anni 80. Quindi, come tutte le buone, diciamo, generazioni di confine, ciascuno di noi ha trovato in modo individuale la propria appartenenza, e io ho fatto riferimento diciamo così, alla cultura, alle idee, alle letture, agli ascolti dei cugini più grandi di me di età, no? E quindi ho ereditato, pur non avendone l'età, pur non avendo la carta d'identità in ordine, tutto quel retaggio. E quindi alla fine ho deciso di fare quelle cose che poi ho fatto, magari con un po' di fortuna. Ecco. Però dal punto di vista artistico la mia scelta a un certo punto è stata diversa, perché fare musica popolare negli anni '80 a un certo punto ho capito che, non dico che fosse anacronistico, ma non aveva più tanto senso. Forse era il caso di raccontare la nostra storia attuale con un linguaggio, tra virgolette, che era più consono, più vicino alla mia indole, forse anche alla realtà contemporanea che c'era, che esisteva. Tutto il resto aveva senso fin tanto che si faceva etnomusicologia, che quindi si applicava uno studio a quelle conoscenze e le si, diciamo così, intercalava dal punto di vista storico e storiografico
spiegandone i motivi per cui erano nate quelle espressioni lì. Però essere interpreti di un nuovo mondo di cantastorie per me significava mettere in piedi un'operazione neanche tanto sincera, neanche tanto vera, perché comunque io non possedevo quel bagaglio culturale lì, parliamoci chiaro. Io voglio dire, a casa non parlavo neanche il siciliano, io ho parlato sempre l'italiano a casa con i miei e anche con i miei fratelli, solo ed esclusivamente l'italiano. Per cui il siciliano è stato un apprendimento legato alla mia volontà di trovare questi elementi di radice, ma si è trattata di un'acquisizione, diciamo così, intellettuale in un primo momento. Poi, frequentando magari i parenti dei paesi da dove provenivano i miei genitori, magari ti rendi conto che esiste anche tutto un linguaggio passivo che hai dietro la testa, che è facile da recuperare se ti ci metti. Però sarebbe stata un'operazione veramente falsa se io d'emblée mi mettevo lì e cominciavo a parlare in siciliano, a cantare solo ed esclusivamente in siciliano. Per quello io scrivo poco in siciliano, scrivo alcuni momenti, sono delle, come posso dire, delle piccole finestre che si aprono, ma sono sincere proprio perché sono finestre. Se io farei tutto un palazzo così, sarebbe un'operazione veramente improponibile, a parte che non ce la potrei fare mai. Dovrei prendere Nonò, farmi scrivere tutti i testi, tanto per cominciare. O da lui o da Nino Barone, insomma, da coloro che direi Pippo che no, sono interpreti. Queste finestre che hai aperto, tra l'altro mi hai preceduto in un'altra domanda che hai già risposto, queste bellissime finestre che hai aperto in lingua siciliana, poi ci hanno regalato delle canzoni veramente belle, ma ne parleremo subito dopo. Io vorrei chiamare in causa un attimo Nino Barone. So che sei stato vincitore del premio Buttitta nel 2016, se non vado errato. Sì, uno dei vincitori. Sì, ecco, vorrei chiederti invece che influenza ha avuto la poesia di Buttitta sulle cose che scrivi, se ne ha avuta. Nino, prima di rispondere, cerchiamo di capire chi è Nino tra le tante cose che ha scritto. Io lo che ci posso fare? Sì, Dio, mi feci l'arma e cuore di poeta. Potessi mai cadere lo desio di come dese l'uscio di cometa. Ma che ci posso fare se dometto a nudo l'arma mia sciazzanno pede per farne lo canto più perfetto, per farne lo canto della cedde. Potessi dire mente, non pensare, o dire mano, o scrivere stasera, quando la mente pensa e allo suo pare la mano scrive e l'anima sospira. Sogno poeta e do come conorto, puro s'ammoglio in mezzo alle tormente che tante volte giuro non sopporto. Sogno poeta e spesso scincidente per fare solo bene a quello vuole, a come sfotte e ride a ceraleta, pensando che non sono le parole che cangiano lo mondo, né o poeta. Nino, spero che sia stato di tuo gradimento, c'è qualcosa che ti rappresenta tra le tante cose che si trova sul tuo canale. Ricordiamo anche che Nino è colui che ha fondato TVBN, che è un canale su YouTube dove tratta veramente, è una persona che si impegna a 160 gradi, 220, 380, insomma lui è veramente sempre presente sul campo, sia politicamente che dal punto di vista culturale. È veramente un impegno che mette Nino, un amore che mette Nino dopo aver costruito questa piccola, se la possiamo chiamare piccola televisione, questo magazzino di informazioni che è veramente... Una web TV amatoriale che porto avanti così con passione, perché mi piace molto, ripeto, la cultura, la poesia, sono un operatore culturale, quindi tutto quello che è sfrutto, diciamo, le opportunità che il web, così come stiamo facendo anche stasera noi, diciamo, ci mette a disposizione. Bene.
La domanda che ti diceva mio fratello è: che influenza ha avuto nel tuo modo di fare arte Buttitta? Allora, io come credo tutti un po' i poeti, insomma, gli artisti in genere, siano essi musicisti, cantautori, poeti, ho avuto una prima fase della mia carriera, tra virgolette, poetica, dove venivo effettivamente influenzato da altri poeti, dai poeti che leggevo, e Buttitta sicuramente è uno tra questi. Poi con gli anni, dopo aver diciamo attraversato questa prima fase, come dire, ho avuto la sensazione di avere davanti a me la mia strada, ho intravisto quella che è stata la mia strada, quindi facendo anche delle scelte stilistiche, delle scelte anche mie personali, non solo di linguaggio poetico, ma anche di linguaggio ortografico, che come tu ben sai, Massimo, l'ortografia siciliana è una cosa a cui tengo molto e che ho a cuore. Quindi anch'io sono stato influenzato. Io ricordo che il primo poeta in assoluto di cui ho avuto delle influenze ovviamente positive è stato il poeta Pacecoto, un poeta secondo me uno dei più grandi poeti popolari della Sicilia, purtroppo molto conosciuto nella zona occidentale, quindi qui nel nostro territorio di Trapani, poco conosciuto altrove, Guglielmo Castiglia, un poeta per me uno dei più grandi poeti popolari che io abbia mai letto. E questo è stato uno dei poeti che non ho avuto il piacere di conoscere, ma che ho letto molti dei suoi libri e che mi ha influenzato positivamente, ma soltanto in quella fase in cui ero come dire, in crescita, quindi cercavo di prendere un po' di qua e un po' di là. Ovviamente Buttitta è un poeta che mi piace molto ed è un poeta con la P maiuscola. Voi avete visto, a me emoziona molto quel pezzo che tu poco fa hai mandato in onda in cui lui parlava di Rosa Balistreri. Vedete con quanto pathos, con che tipo di parole poetiche ha utilizzato. Il suo canto sciozzato pareva uscire dalla finestra della Sicilia. Ditemi se questa non è poesia. Lui quando parlava, recitava, Buttitta, chi lo ha conosciuto, quindi non può che confermare questo. Lui aveva una verve declamatoria davvero inimitabile, direi inimitabile. Per ricollegarmi al discorso della valenza sociale e politica, sono d'accordo con quanto voi avete detto, perché il cantastorie, così come il poeta Buttitta, che era il poeta della piazza e che riempiva le piazze, aveva una valenza politica e sociale, perché così come le canzoni di Rosa Balistreri, perché facevano anche poesie, insomma, canzoni di denuncia sociale, perché si facevano voce di un popolo sofferente, un popolo che viveva di stenti, e quindi il popolo si rispecchiava nel loro canto, in questo caso nel canto di Rosa Balistreri, strozzato, pieno di sofferenza. Ecco, questo è ovvio che ogni persona non poteva fare altro che emozionarsi e commuoversi anche davanti ai versi, alle recitazioni di Buttitta e alle canzoni di Rosa Balistreri, e poi davanti ai cantastorie, che erano pure un po' i giornalisti dell'epoca, perché portavano in giro per i paesi le notizie che nei paesi ovviamente si diffondevano nei paesi, ma non potevano uscire fuori, perché ovviamente non essendoci la televisione e la radio, quindi i media, i mezzi di comunicazione, erano loro che incarnavano la figura dei giornalisti, dei notiziari, ecco, mettiamola in questo modo. Quindi tutto questo mi affascina, tutto questo mi emoziona.
C'è una dimenticanza nella storia che stiamo ripercorrendo, siccome l'altro giorno per la prima volta ci siamo parlati con Nonò e io ho accennato alcune cose che io ho letto in questi giorni. Allora Nonò mi ha subito redarguito, mi ha detto: allora tu hai letto il libro. Io il tuo libro non l'ho ancora letto, anche se conosco tanto di quelle storie, ma a sto punto lo ricordiamo che Favia Mari mi corregge, giusto, è questo, vero? No? Che racconta un po' tutta la tua storia, i lunghi viaggi ripercorsi tra Milano, Torino, la Germania, insomma il ritorno in Sicilia. Penso che sia veramente un racconto di... Io non so quando sia stato scritto questo qua, ricordi la data, non ho, quando è uscito? Ma ancora diciamo che è da poco che è uscito. La pandemia ci ha bloccato per presentarlo. Abbiamo fatto 3-4 presentazioni e non abbiamo potuto fare niente. Ok, comunque è un lunghissimo viaggio, come dice il titolo, è un viaggio affascinante per tanti versi, dove ci sono appunto i vari incontri fatti in quanti anni? In 60 anni di 50, più di 50 anni di carriera, perciò ci puoi trovare un po' di tutto. Diciamo che non è una promozione del libro, ma insomma, visto che ne abbiamo parlato l'altro giorno, così come faremo anche con gli altri nostri amici, insomma, sicuramente per chi è incuriosito dalla tua storia, penso che sia un'occasione positiva, secondo me, per incontrare meglio la figura di Nonò Salomone. Ok, io nel prossimo tu tieni conto di una cosa, che mio papà era un poeta popolare, e lui, vi dico soltanto una battuta di una poesia sua, quello che lui diceva: semmo come le pecore de massa e le cappeggiano e pigliano per fissa, marciano tutte con parola farsa fino allo prete che dice la missa. Poi continua, naturalmente, ma tanto per dire. E io da bambino seguivo mio padre che faceva i fogli volanti come si usava allora, e poi mio padre faceva piacere quando gli recitavo io le poesie, perché diceva che come le recitavo io non le recitava nessuno. Da tenere conto che mio padre era completamente analfabeta, non era mai andato a scuola, e allora io, che avevo imparato un po' a leggere, ero in grado di leggere meglio di lui, insomma. Questo. Ok, in questa pseudo scaletta che avevamo preparato, anche perché per noi è la nostra prima esperienza, insomma, abbiamo avuto un po' di dubbi su come muoverci, c'era una domanda che l'amico Pippo mi ha bruciato, che era il rapporto suo con la canzone siciliana. Questo però non ci vieterà di ascoltare un gioiellino, un paio di minuti di un gioiellino che ha scritto Pippo. Io vorrei dire due cose su Pippo, per sicuramente se puoi aspettare un attimo, Massimo, prima di andare il video, per chi è in ascolto, sicuramente tutti conoscono Pippo Pollina, conoscono le sue canzoni, i suoi lavori bellissimi, avremo tempo, spero, di parlarne prossimamente nella nostra scaletta, però io vorrei dare un consiglio, perché ascoltato le canzoni, chiaramente uno poi le ricanta, come abbiamo fatto noi abbiamo saccheggiato il repertorio di Pippo in tutti i nostri spettacoli, non manca mai una canzone di Pippo. Però la grande scoperta di Pippo, oltre alla sua arte come cantautore, è stata la scoperta dell'uomo. Perciò vi inviterei tutti gli amici che state vedendo questa trasmissione, in attesa del prossimo libro che uscirà non so quanto, Pippo so che ci sta lavorando, di leggere 100 chimere. Non so se si vede, se Massimo può mandare in onda la copertina. Ecco, questo qua, 100 chimere di Pippo Pollina. Vi assicuro che sarà una cavalcata non solo attraverso quelle che sono stati i suoi lavori, ma sicuramente scoprirete, insomma, lasciatemi la bellezza dell'uomo. Io, quando ho conosciuto Pippo tantissimi anni fa, gli dissi che ho conosciuto nel mio piccolo chiaramente tanti artisti, dove poi difficilmente, quanto magari avevi la possibilità di parlargli nel privato, anche se solo per pochi minuti, liberi da microfoni e videocamere,
c'era sempre qualche discrepanza tra ciò che cantavano e ciò che erano. Io con Pippo, poi chiaramente io non è che lo conosco al 100%, ma per quel poco che conosco dal punto di vista umano ho avuto il piacere e la fortuna di incontrarlo al di fuori da quelle che sono state le sue serate. Vi assicuro che in questo libro scoprirete dei lati bellissimi, dove lui tocca tantissimi argomenti che non sono solo musica, e ve lo raccomando, perché dopo aver letto questo libro sono sicuro che riuscirete a gustarvi ancora di più le sue canzoni, perché per me è stata una casualità conoscere Pippo Pollina, perché un giorno su internet ho letto questo nome strano, Pippo Pollina, come scrive lui in un libro, sembrava un nome tirato fuori dalla fantasia di Walt Disney, perciò mi comincia. Poi accanto a questo nome c'erano dei titoli bellissimi, allora cominciai ad ascoltarlo e fu una scoperta bella. Questa scoperta è stata non solo rivalutata, ma diventata ancora più ricca dal momento che ho letto questo libro e dal momento che ho conosciuto Pippo. Perciò adesso mandiamo in onda questi pochi minuti di questo brano che io trovo che sia di una bellezza unica. M'arruspichiavo presto stamattina, c'aveva come uno strano sentimento, suddalo sulla chiazza china china, i gente che manuzzo vento, siamo balleri in sali casciuna, lamenti di magia di non tu mi puoi spartire a studare, c'è di su un cielo di fulani, alcuni marsi rapino le sciure, sono carizi di penno la luce. Senti lo sangue che affappa lo cuore, a caputa una sento la pace, e chiacco la serpe di lucciatori, e t'arriga lo stippi di cottoni. Hai occhi e pure chianci, non c'è corona solo di cominci, cielo che non hai occhi e pure chianci, e non c'è corona solo di cominci, mai cielo che non hai occhi e pure chianci, non c'è corona solo e cominci. Bellissimo. Pippo, vuoi dirci qualcosa su questa finestra? Bravo. Ma innanzitutto è imbarazzante, grazie della sviolinata che mi hai fatto. Ma tu sai che non lo è la sviolinata. Meno male che la luce mi proietta abbastanza rosso dal video. Tranquillo, non sono obbligato, no, a dire queste cose, è quel che penso. Grazie comunque per le tue parole affettuose e lusinghiere. Che cosa vuoi che ti dica? Questa canzone è nata una ventina d'anni fa, ed è una di quelle poche finestre a cui facevo riferimento prima, perché io riesco a scrivere soltanto degli episodi in siciliano, cioè mi viene l'ispirazione e scrivo in siciliano, ma non riuscirei mai a scrivere un album per intero, perché mi mancherebbe proprio il lessico, mi mancherebbero le parole a sufficienza per esprimere proprio tutto quello che voglio. Però alcune cose sì, ecco, alcune cose forse in siciliano riescono pure meglio. Questa è una canzone dedicata alla pace vista come una
una presenza femminile, una grande madre che si siede al tavolo dei commensali e impone, tra virgolette, la sua legge, la legge della pace, che deve essere presa da tutti i figli che sono lì invitati a questo convivio. E la canzone si intitola Banneri. Siamo bandiere dentro i cascioni, siamo come bandiere deposte dentro un cassetto, come se avessimo quella rassegnazione ormai nell'averlo fatto questo gesto, nell'averle deposte queste bandiere, perché siamo convinti purtroppo di fronte alla realtà che non ce la faremo. Invece bisogna riprenderle fuori da questi cassetti e lasciarle sventolare di nuovo ad onta di tutto quello che la vita oggi ci pone davanti con grande crudezza. Questo è il punto. Grazie Pippo, grazie per questi gioielli. Adesso passerei al prossimo argomento ed è inevitabile, parlando di Sicilia, non si può non parlare di quello che è stato, che è questo grande cancro che è la mafia, e di quello che è stato il vostro rapporto artistico, di come vi siete posti davanti a questo dramma. Io perciò partirei con un piccolo omaggio a tutti e tre e di quelle che sono state alcune vostre poesie, canzoni, nel caso di Nonò e di Pippo, su questo argomento. Angelo era, e non aveva ali, non era santo e miracoli faceva. Cielo acchianava, senza corde e scali, e senza appedamento né sceniva. Era l'amore lo suo capitale, e sta ricchezza a tutti la spartiva. Turiddu carnevale nominato, che come Cristo morì ammazzato. Di Nicolo Patruzzo un cano sceo, a pila matti sventolata al lato, compagna lo dolore e allo peneo, con piccapani e costante sudato. Cristo in cielo lo benediceo, ci disse figlio, tu mori ammazzato. A sciara le padrona, armi addannate, ammazzano a cuvoli. Non voglio usare i soliti palori, per dire di sta terra so qua dire, e manco, pur essendo scialacore, parlare di tramonti, d'arbi e sere. Voglio capire solo se sta terra vuole scippare a rarica du male, che sempre più la punci si l'afferra, ci suco sangue e poi ci sto calale. Voglio capire se giusti me frati vonno affrontare lo problema anchino o vonno solo sangue, sciate, restando indifferente di continuo. Voglio capire se due sacrifici di tanti che morero per giustizia non fuori tato vento, con le feci lottao convinto contro ogni malizia. Se non volemo più un altro capace, un altro pizzolongo, tutti insieme avemo a dire basta, non ne piace, perché non sopportamo con espremi lo sangue che ne scorre in tali vini per fare ancora sanno. Se priamo, può darsi che si scioglino i catini, paviri a libertà che meritamo, per dare sta Sicilia e i nostri figli libera e luscia. Tanno, si può dire, di liberdizi chiavi, che soggigli, e poi delle tramonti, d'arbi e siri. Senza lama e coltelli nel fuoco di spara, su una scalinata a sognar la rugiada, ad intonare una rima mai scritta, una canzone derelitta,
che passerà, come questo tempo passerà, a chi scriverà dei versi migliori, per chi ha rischiato in prima persona ed ha cercato una soluzione, e c'era la vita che lo aspettava, a braccia aperte lo aspettava, dietro l'angolo lo aspettava. Passerò e si porterà con sé le tue paure, passerà e travolgerà questa vita in fondo a un fiume, no, passerà e non ci sarà più niente che potrà fermare, e passerà così, così, così si passerà. Oh no, oh no, 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 no. Oh no, no, no. In questi 3 meravigliosi, dico, frammenti, no? E mi ha colpito, non so, prendo ad esempio, no, questa che tu hai cantato è, se non erro, il Turido Carnevale, e mi colpì, ho letto da qualche parte, il discorso che tu facessi a Sciara, se ce lo vuoi ricordare, se te lo ricordi. Tu fosti invitato, no, mi sembra, nella piazza. Vogliamo ricordare innanzitutto chi era Turiggio Carnevale? Tu sei dentro a questa storia, a questo episodio che ti è successo anche. Mi piacerebbe ascoltarlo dalla tua voce. Sì, il Turiggio Carnevale era un sindacalista che lottava per i contadini e è stato ammazzato dalla mafia a Sciara. Ora si festeggiava l'anniversario di 50 anni della morte di Salvatore Carnevale a Sciara, ed erano arrivati da tutta Italia, da Milano, da Roma, da Torino, da Palermo c'era gente, e quindi io ho dovuto cantare il lamento per la morte di Salvatore Carnevale. Poi quando sono arrivato a quel punto che vedevo che gente di Sciara non ce n'era, proprio c'era pochissime persone c'erano di Sciara. Quando sono arrivato a quel punto, povereggio, ne scete del pane, morso ammazzato per il vostro pane, proprio l'ho gridato con una rabbia, ma sincera, proprio, mi veniva il dolore allo stomaco a vedere quello che c'era lì in quella piazza, quest'uomo che è stato ammazzato per la gente povera. E poi siamo andati al cimitero di Sciara. Niente, questo è stato un fatto che mi ha scosso moltissimo, quel momento là. Io la canto dappertutto, questa cosa di Buttitta, è una poesia di Ignazio Buttitta, che ho iniziato a farla in teatro a Torino, alla Sala degli Intradossi, con la compagnia del Teatro Z, con la regia di Pier Giorgio Gili, quindi Beppe Bertero faceva le scenografie bellissime. Allora questa cosa mi è rimasta proprio, è uno dei brani che di più canto in tante occasioni. Grazie per questa testimonianza. Nino, spesso Nino nelle sue rubriche, ripeto, io lo seguo moltissimo, insomma siamo diventati 2 ottimi amici, no? Nelle sue rubriche, soprattutto su TVBN, parli spesso di mafia e ingiustizie. Abbiamo ascoltato Voglio capire prima, no? Dove appunto è quasi una domanda rivolta a te stesso. Cioè, quanto realmente vuoi capire di ciò che succede o di ciò che è successo?
ma come ogni diciamo siciliano onesto, ho a cuore ovviamente le sorti della mia terra. A me diciamo non mi fa paura la mafia, ma della Sicilia mi fa paura più della mafia la mafiosità, cioè come fenomeno culturale. Ecco, vedere che la gente onesta sia prevaricata da atteggiamenti che per una questione di, come posso dire, indole, di una questione congenita, questa cultura che si tramanda da padre in figlio, ecco, questo mi fa ancora più paura della mafia, di quella che uccide, che ovviamente dobbiamo combattere e che io per primo ho alzato la voce attraverso le mie rubriche, attraverso la mia poesia. Ecco, la mafiosità, quando io mi imbatto in atteggiamenti mafiosi, attenzione, uno che ha l'atteggiamento mafioso non è che è un mafioso che necessariamente deve usare le armi per uccidere, ma utilizza un atteggiamento che ugualmente annienta l'altra persona, soprattutto se l'altra persona è una persona onesta. Ti faccio qualche esempio. Per esempio, è consolidato il fatto che chi arriva puntuale in ufficio è fesso, mentre chi arriva in ritardo è sperto. Ecco, nella cultura popolare abbiamo il fesso e usperto. Lo sperto è quello che passa per prima alla fila alla posta e se ne infischia di tutti quegli altri che invece magari sono lì in attesa. Ecco, vedi, a me fa paura questo genere di cultura, ecco, la cultura dell'opportunismo, la cultura della prevaricazione, ecco, la cultura che io identifico come mafiosità, che è pure di una certa gravità, che bisogna combattere ugualmente, così come bisogna combattere la mafia, quella che uccide, che non ha avuto pietà per Turiddu Carnevale, ma ancora prima di Turiddu Carnevale non ha avuto pietà neanche per Placido Rizzotto, un altro sindacalista ucciso a Corleone, e non ha avuto pietà per Lorenzo Panepinto, un altro sindacalista ucciso in un altro posto che non mi ricordo dove, forse a Santo Stefano di Quisquina. Quindi ecco, mafiosità e mafia vanno combattuti alla stessa maniera, e io diciamo nel mio piccolo cerco di alzare un po' la voce, ecco, cercando di combattere mafiosità e nello stesso tempo anche la mafia. Tu lo fai nel quotidiano. C'è un episodio, mi sembra, di Pippo, ne parlavamo l'altra volta con mio fratello, no? Che si lega un po' anche al discorso di Nonò con questa esperienza che ha avuto a Sciara, o sbaglio? Lo chiedo a mio fratello. Sì, no, vorrei parlare un po' con Pippo di questo, perché Pippo ha scritto delle cose bellissime, 19 luglio 1992, 100 passi, e poi Se ognuno fa qualcosa, dedicata a Don Pino Puglisi. E io mi sono trovato tantissimi anni fa, Pippo, a Cinisi, dove c'era la sfilata in ricordo di Peppino Impastato. Tu quella volta cantavi, non c'è stata la possibilità di vederci, e la cosa che mi stupì tantissimo fu il fatto che durante quella passeggiata, che tu conoscerai benissimo perché credo ci sia stato più di una volta, c'erano tutte queste finestre sbarrate e sentivo parlare pochissimo il dialetto siciliano, ma anche in italiano con la cadenza siciliana. C'era gente di Bologna, di Bolzano, di Milano, di Torino, ma pochissimi siciliani. Ora la mia domanda è questa, la mia domanda l'ha anticipata poco fa Nino Barone nella sua poesia. Spesso io e i miei amici ci incontriamo e parliamo spesso di Falcone, di Paolo Borsellino, che a forza di parlarne ne sentiamo quasi come se fossero parenti, no? La domanda che ti pongo è questa: questi sacrifici sono stati buttati al vento? Cioè, che frutti vediamo oggi? Cioè, la domanda che pongo ai miei amici che non la pensano come me è questa: ma perché Paolo Borsellino non ha potuto godere dei suoi nipoti? Ne è valsa la pena?
tutti dicono sì perché c'è questa cosa che gli eroi devono, le persone devono andare in fondo a quello che sono i propri ideali, i propri pensieri. Io credo che tutto questo sia vero se poi alla fine c'è una finalità. Tu hai scritto queste belle cose, vorrei sapere cosa ne pensi. Una domanda a cui è molto difficile rispondere, perché io credo che quando questa stessa domanda gli è stata rivolta ai due che hai citato prima, a Falcone e a Borsellino, loro hanno risposto in un modo molto semplice. Io ricordo che per esempio la giornalista francese Marcel Padovani gli disse: guardi, lei è controllato tutto il giorno dalla scorta, fa una vita di pessima qualità, ma chi glielo fa fare? E lui rispose con un sorriso un po' ironico e disse: lo spirito di servizio. Sì, me lo ricordo. E questa è una domanda, è una risposta. E Borsellino diede una risposta molto simile a lui, a Sposini, credo, al giornalista Sposini, durante l'ultima intervista che lui fece poco prima di morire. Insomma, io non lo so se ha avuto molto senso questo sacrificio dei due giudici o di tanti altri che come loro due si sono immolati, no? Però credo che loro lo abbiano fatto, cioè non abbiano potuto esprimere altro nella loro vita che questo, cioè sono stati in perfetta armonia con quello che era il loro ideale, diciamo così, di contributo per lo Stato, no? Per quell'entità per la quale lavoravano e ci credevano tantissimo. Quindi era giusto che loro si impegnassero fino in fondo, e lo hanno fatto con grande cognizione di causa, sapendo i rischi che correvano e sapendo anche che probabilmente non ce l'avrebbero fatta. Quello che io mi chiedo invece, se loro fossero consci di questo, diciamo, atteggiamento quasi naif di fronte al rischio, cioè mi sono chiesto se in fin dei conti erano consci del fatto che vivevano fianco a fianco con soggetti che erano inquinati. In fin dei conti, se erano consci fino in fondo di lavorare all'interno di una struttura nella quale accanto a loro c'erano tantissimi che remavano contro e che di fatto fornivano agli altri gli elementi insomma, per ucciderli al momento opportuno. E io credo che, non lo so, io mi sono fatto spesso questa domanda. Io penso che ciascuno di noi debba dare il contributo che si sente di dare, ecco, in questa battaglia, il contributo che si sente di dare. Ed è difficile moralizzare, è difficile dire sarebbe più giusto di meno, sarebbe più giusto di più, ha fatto bene, ha fatto male. Io ritengo che fin quanto si è in armonia con quello che è il proprio sentire profondo, è giusto comportarsi in quel modo lì. Quindi anche se poi prendi i massimi rischi, anche se poi ci lasci le penne, hai deciso tu di fare questo e hai seguito la tua vocazione. Ecco, vocazione è questo, e la vocazione è l'articolo di giornale di Giuseppe Fava che sapeva benissimo che la fine che avrebbe fatto se continuava a scrivere le cose che ha scritto contro i Cavalieri di Catania. La vocazione è quella di Don Pino Puglisi, che sapeva benissimo che se continuava a togliere dalla strada i bambini di Brancaccio e i fratelli Graviano, un giorno o l'altro lo avrebbero fatto fuori. La vocazione è quella di Borsellino, ma anche di Peppino Impastato, il quale indefesso continuava dai microfoni di Radio Out a, tra virgolette, dileggiare e offendere Dontano Badalamenti e gli altri sgherri che poi lo hanno fatto fuori. Ecco, tutto questo fa parte di un retaggio di idealismo e di un bagaglio, come posso dire, di fede, in modo suo direi di fede, che prescinde dai rischi che una persona o un gruppo di persone possono correre, ma rientra nell'alveo delle possibilità e va acquistato, così come decidi di intraprendere una lotta, a un certo punto metti nel conto la possibilità che possa finire male. Io credo che questa gente lo sappia fino in fondo. Sì, ma per noi che siamo stati gli spettatori, no? di queste cose che sono successe, cioè io penso, capisco quello che vuoi dire, però c'è ancora un salto che non riesco a fare. Quanto penso che la bellezza di questa soggettività di queste persone che tu hai citato poi alla fine
è stata scalfita dall'oggettività di questa nostra realtà, cioè il 41 bis che vuole essere modificato, tutta una serie di cose. Allora io dico, è vero quello che dici tu, seguire, che forse loro sapevano, però da terzi te lo dico, non perché mi rendo conto che loro non potevano cambiare, ma da terzi non ti viene la rabbia di dire ma forse sarebbe stato bello vedere Paolo Borsellino a Montello col nipotino che si mangiava un gelato, no? Piuttosto che... Capisci cosa voglio dire? Capisco quello che vuoi dire. Io penso che dobbiamo rassegnarci al fatto che i cambiamenti veri e reali non hanno luogo in 5 anni, in 10 anni, ma i veri cambiamenti presuppongono un lavoro, un travaglio che poi porta dei risultati 50, 70, 80, 100 anni dopo. Questi sono i veri cambiamenti, tutto il resto è populismo. Tutti coloro i quali si prefiggono di cambiare il mondo in 5 minuti hanno, come dire, la piega della bugia dietro il sorriso, non è possibile credergli. E quindi anche pensare di eliminare un fenomeno che affonda le sue radici talmente in profondità nella cultura siciliana, ha fatto bene Nino quando parlava di cultura mafiosa, a ricordare questo aspetto, e si capisce come anche la cultura antimafiosa ha bisogno di più di 20 anni, di 30 anni, ha bisogno di 100 anni. E poi forse probabilmente cambierà. Come diceva Falcone, è un fenomeno che ha avuto un inizio, avrà una fine, nessuno sa quando, e durerà certamente, questo è poco ma sicuro. Noi non la vedremo questa fine, è normale. Sì. Mi permette una scusa, è una delle domande. A questo punto leggiamo anche magari quello che ci sta arrivando dall'esterno. È una delle domande che in questo caso pone Vito Lucarelli a Nino, no? Dice: tu che sei uno dei pochi che per dar voce e spazio alla tua arte non hai dovuto allontanarti dalla tua terra, perché ricordiamo che Pippo vive ormai da tantissimi anni in Svizzera, è tornato in Sicilia dopo aver vissuto per tantissimi anni a Torino. Nino, esiste per tutti un filo di speranza per questa terra di Sicilia? Come rispondiamo a Vito in questo caso, Nino? Allora, a Vito intanto rispondo con un ringraziamento, perché si vede che ha letto il mio libro Ciato, Musica e Parole, da cui è tratta diciamo, questo verso: esiste per tutto un filo di speranza, è una mia poesia, è il verso finale di una mia poesia. Allora, io sono abituato a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno nelle cose. Io ho, come dire, dentro di me coltivo sempre, anche quando le cose non vanno per il verso giusto, diciamo, coltivo sempre quell'ottimismo che mi aiuta, quella speranza che mi aiuta a vedere le cose sotto altre visioni più positive. Quindi per me la speranza, come si suol dire, è l'ultima a morire, anche se dall'altro versante qualcuno vi può dire: chi di speranza campa, disperato muore. Ecco, vedete le contraddizioni della cultura popolare e dei siciliani in genere. Io sono abituato sempre a coltivare la mia speranza. La speranza mi ha sempre aiutato a vivere e mi sento un figlio privilegiato di questa mia terra, proprio perché questa mia terra mi ha nutrito, mi ha coltivato, mi ha pure sostentato, e lo fa tuttora. Mi ha consentito di rimanere qui nel suo ventre a nutrirmi di essa, cosa che purtroppo non posso dire di altri tanti amici miei che per ovvi motivi sono dovuti andare altrove. Quindi mi sento un figlio privilegiato, lo dico con molto, sempre in punta di piedi, dai miei canali, ma anche attraverso la mia poesia. Questo per rispondere all'amico Vito Lucarelli, che comunque ringrazio. Io volevo tornare un attimo con Pippo, che nonostante insomma l'argomento drammatico, mi è venuta quando lui parlava di speranza, di tempi, di realizzazione di queste speranze. Molte volte io ho detto questa cosa anche se su altri argomenti a Pippo. A me sembra il suo pensiero molto svizzero e poco italiano, cioè noi italiani siamo meno, almeno io sono poi pessimista per natura, ma
probabilmente in posti diversi già il problema sarebbe stato, non dico risolto, ma quantomeno attenuato, mentre cosa che da noi non succede. Anzi, io vedo che le cose peggiorano di giorno in giorno. Vorrei fare l'ultima domanda a Pippo su quell'argomento, poi passeremo a quello successivo. Sappiamo, chi ti conosce sa che tu hai lavorato con Pippo Fava su giornali siciliani. Mi chiedevo, in questi giorni, sapendo di dover fare questa diretta con te, quanto può aver influito la situazione siciliana in quegli anni al fatto che tu te ne sei andato via. Al 100%. Io non ero più intenzionato a rimanere in Sicilia, non ero più intenzionato a rimanere in Italia, perché non avevo nessuna voglia di continuare a vivere in un paese in cui il potere della criminalità era assolutamente tangibile, presente in ogni angolo della società. E a quel tempo, erano gli anni '80, era palese il potere, il patto scellerato che univa la criminalità organizzata al potere politico. Quindi noi ci siamo resi conto, dico noi perché parlo sempre non per una questione di alterigia, di cui era maiestatis, ma faccio riferimento al primo movimento antimafia che c'è stato a Palermo negli anni '80, di cui io ho fatto parte. E quindi io non avevo anche uno spirito d'avventuriero, non avevo paura di dormire alle stazioni o sotto i ponti o nei tunnel delle metropolitane, quindi non è che avessi paura di affrontare, diciamo così, l'avventura al 100%. Per cui quel viaggio mi è servito per conoscere altri mondi, altre culture, ma mi è servito soprattutto per acquistare la necessaria distanza dal mio paese, e anche perché, conoscendomi, io ero un tipo, tra virgolette, abbastanza pericoloso quando ero ragazzo, perché non me ne fregavo di tutto, cioè non avevo peli sulla lingua, tant'è che i miei genitori furono felici quando seppero che avevo preso la decisione di andare via dall'Italia, perché visto le cose che stavano succedendo in quel periodo, avevano paura che io potessi cacciarmi in qualche guaio magari più grande. E quindi la mia fu una decisione assolutamente fredda, razionale, conscia, che cercò di togliere dal tavolo ogni forma di emozione e di emotività, per quanto io ero gonfio di dolore, perché la Sicilia per me rappresentava tutto, rappresentava l'amore, rappresentava le radici, rappresentava la cultura, c'avevo una identificazione con Palermo, con la mia città, che era fortissima. Palermo a quel tempo era considerata dagli italiani la peggiore città d'Italia. E invece io mi sentivo, tra virgolette, orgoglioso di far parte di una comunità che aveva visto, come dire, la nascita di un movimento antagonista come quello antimafia, che era un movimento politico che era assolutamente sconosciuto dal resto degli italiani, che ignoravano l'aspetto politico di Cosa Nostra. Il movimento cioè la sinistra italiana degli anni 60 e 70 ha completamente disconosciuto l'aspetto politico del fenomeno di Cosa Nostra. Non lo ha capito. Io apro una parentesi velocissima, la chiudo, ma credo che sia vai. Giorgio Gaber venne nel 1980 a presentare il suo spettacolo Polli di allevamento in Italia. Io andai a vedere la conferenza stampa, avevo 17 anni, al Teatro Biondo che lui fece, e naturalmente tutti conosciamo il Teatro Canzoni di Giorgio Gaber, super politicizzato, eccetera, eccetera. A un certo punto, quando ci fu la possibilità di fare delle domande, un ragazzo si alzò in piedi e gli chiese: senta, dice, ma lei che ha scritto delle cose così impegnate, eccetera, perché non ha mai scritto nulla contro la mafia? A quel punto Giorgio Gaber rimase veramente un po' interdetto, perché non si aspettava questo tipo di domanda. Guardò le persone che erano accanto a lui, due giornalisti, uno a destra e uno a sinistra, si alzò in piedi e con molta onestà intellettuale, candore, disse: io non ho mai scritto niente perché di mafia non ne so niente. Ecco, quello fu, secondo me, una chiara dimostrazione di come la scena intellettuale italiana politicizzata non aveva capito niente di questa cosa. È stata una mancanza gravissima, una lacuna gravissima che ha concesso a Cosa Nostra di esistere molto di più di quanto effettivamente poi dagli anni 90, quando i grandi giornalisti, da Santoro ad altri, cominciarono ad occuparsi del problema e cominciarono a denunciare attraverso la televisione i collegamenti di mafia politica, ecco, cominciò a
la mafia cominciò a perdere dei punti, soprattutto nell'opinione pubblica, cominciò a perdere una parte del suo popolo. Ecco, e quindi quello fu l'inizio della fine, ma io ero già andato via, perché nell'85, quello erano gli anni in cui Andreotti era presidente del Consiglio, in cui Lima aveva 300.000 voti di preferenza, insomma erano altri tempi in cui noi non vedevamo luce, e soprattutto noi ragazzi giovani che volevamo cambiare il mondo, vedevamo invece in strada tutti quegli atteggiamenti a cui faceva riferimento prima Nino Barone, che erano la legge assoluta. Se tu anche nella minima cosa ti opponevi, finivi male. Poi ricordiamoci che la microcriminalità a Palermo ai primi degli anni '80, quando c'era la guerra di mafia, era molto diffusa e si moriva per una stupidaggine, non era come oggi. Il delitto, direi l'omicidio, era diventato uno strumento diffuso, molto diffuso. Uccidere una persona era qualcosa di estremamente consueto nello spirito della criminalità di allora, perché noi abbiamo vissuto una generazione di criminali efferati che interpretava il momento della violenza come qualcosa che andava al di là, era diventato uno strumento di espressione per loro. E quindi noi lo sentivamo, questo clima che c'era a Palermo, che era assurdo. Ne avevamo da una parte paura e nello stesso tempo ci sentivamo abbandonati dall'Italia, perché l'Italia ci sfruttava, tra virgolette. Eravamo presenti nel momento di dare i voti al pentapartito, però al di fuori di questo momento qui ritornavamo a essere la Sicilia, la palla al piede dell'Italia. Questa cosa non ci andava bene per niente. Poi ripeto, pian piano le cose sono cambiate nella percezione anche, per questo ti dicevo prima, cambierà, ma ci vorranno tanti anni, secondo me. Grazie Pippo. Prego. E la vostra arte si è occupata non solo di mafia, perché purtroppo la cronaca non è solo mafia, si sono vissuti altri drammi. Cioè, io voglio aprire il prossimo step con una bellissima frase di Franco Battiato, che lui disse proprio prima della presentazione di un bellissimo lavoro di Pippo, che si chiama L'ultimo volo. Lui disse che quando una canzone, questo vale per tutti, vale per una canzone, vale per Nino, no? Per chiunque faccia arte. In questo caso lui usò canzone. Quando una canzone si impossessa di un fatto di cronaca, questo diventa eterno. E penso che non ci sia verità più grande di questo. Inviterei Massimo a mandare un video che riguarda il vostro impegno su quelli che sono stati grandi fatti di cronaca. Tu ne scordo sul Fararo, abitanti a Mazzarino, con l'oceano dell'usura, s'avventura allo destino. Chi faceva a Mazzarino si travaglio non ce n'era. Feci sciopero una volta e lo misero una lera. Una tana la sua casa, 4 ossa la moglie, e la fame lo cercava con le carte dell'usciere. 7 figli e la moglie, 8 bucchi ed 8 panzi e lucori, un camione caricato di dughianze. Nero Belgio, un Vrecinora, travagliava giorno e notte. Alla moglie ci scriveva: non mangiate fave cotte. Con i soldi che ricevi accatta roba e le lenzuola e le scarpe per i figli e potevi ir a scuola. Le miniere dello Belgio, le miniere di carbone sono neri come sangue. Le miniere di Belgio, le miniere di carboni sono neri come sangue di dragoni. Dopo un anno di patiri finalmente si decisi: moglie mia picchia le robe, venitemi a sto paese. E partero madre e figli, salutaro Mazzarino. I parenti più d'appresso ci facevano festeno, una valigia di cartone con la carta per traverso, nello petto lo caroso che succava a tempo perso. La cuvata con la chiocca quando fu sopra lo treno,
non sapeva se era in cielo o se toccava il terreno, e ogni tanto si fermava per tornare passeggeri, emigranti, surfatara, figli pace e le mogli. Pace e maggio si presentano, le famiglie la sventura, le migranti una famiglia, vanno dentro la vettura. Nome rosa scorta, un paese Mazzarino, onne niente, onne amo, onne vuole lo destino. Quando venne la nottata, dopo Villa San Giovanni, una radio tascabile a divertire i carranni. Tutti sentono la radio, lava in mano un emigrante, le carrozze non hanno sonno. È presto per sapere se ti rincontrerò in questa è un'altra vita, un'altra realtà, in un altro quartiere oppure un altro corpo di questa misteriosa immensità. È presto per sapere se un giorno avrò due occhi, due mani per accarezzarti un po', due braccia per tenerti e fingere di averti per sempre come allora. È presto per sapere se un giorno ci sarà un'altra dimensione, un'altra realtà, un'altra melodia, un attimo sorriso, una ruga nel viso a dire la verità di questo nostro amore che valica confini, che non conosce limiti, che ha fatto della luce e della verità la sua canzone, la sua novità. Amore, 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 misterioso sei tu. Amore, 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 generoso sei tu. Amore, 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 valoroso sei tu. Amore, 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 generoso sei tu. Allora, intanto che cerco di recuperare Nonò che si è perso nei meandri del telefonino, cliccando penso l'impossibile, chiederei a Nino, ultimamente ho letto anche quanto ti abbia colpito nei tuoi scritti, oltre alle tante tragedie, anche la memoria delle vittime dell'Espresso Trapani, giusto? Quello dell'isola di Levanzo, o sbaglio? Avevi scritto qualcosa. Quanto di questi drammi e quanto fa parte nel tuo modo di fare arte? Quanto ci entra dentro la cronaca? E allora io non, diciamo che non scrivo molto, cioè la mia poesia non è molto, come dire, non racconta molto i drammi che accadono, o meglio, in quella prima fase di cui parlavo prima, diciamo che c'è anche questo genere di poesia. Io mi discosto un poco dai drammi, li racconto in un'altra forma. Ecco, in questo caso è una cosa che ho voluto raccontare, un fatto, un episodio, una tragedia che ho voluto raccontare perché è successa nella mia città e io sono stato un attimino, diciamo, tra virgolette, testimone di quello che stava accadendo. Avevo 18 anni quando questa nave affondò immediatamente, ha fatto una virata un poco malconcia, evidentemente si è capovolta e affondò in 19 minuti, ha seminato tantissimi passeggeri in mezzo al mare, i pescherecci con gli aliscafi sono andati a recuperare e io ricordo questo via e vai di ambulanze lì al porto di Trapani che portavano appunto i sopravvissuti per ovviamente curarli. Questo mi ha colpito un po' la scena, anche se ho scritto in quella prima fase anche di tragedie, come per esempio ho scritto, poc'anzi mi pare si accennava alla strage di Ustica. Io ho scritto per la strage di Ustica, ho scritto per l'alluvione che allora accadde a Giampilieri in provincia di Messina, non so se vi ricordate, un'alluvione
che fece un sacco di morti, e che comunque tutto poi rimase come sempre, perché la politica promise anche in questo caso interventi, l'assetto idrogeologico, insomma promise tante di quelle belle cose, ma poi alla fine anche questa strage, come tante altre, è andata messa nel dimenticatoio. Diciamo che in una prima fase ho molto raccontato anche eventi così funesti, eventi spiacevoli e dolorosi. In questa fase mia poetica cerco di raccontarli in un altro modo, più da cronista che da poeta, Massimo. Ok, io passerei un attimo a Pippo. Innanzitutto, scusa per l'errore di battitura, perché non è operazione civile, ma orazione civile per Ustica, quello che io considero il tuo capolavoro assoluto. E quando eravamo ragazzini si giocava sul gioco delle città più belle, no? Diceva, qual è la città più bella che hai visto? Cioè, Roma, Firenze, Parigi. Non si diceva mai Venezia, perché Venezia è fuori concorso. E per me, quando io parlo dei tuoi album, quando mi dicono qual è l'album più bello di Pippo, io dico che l'album più bello di Pippo per me è Bar Casablanca, perché Ultimo Volo è una cosa fuori concorso, è una cosa che talmente... non mi dare di nuovo, ti do la sviolinata, perché tu sai cosa penso delle tue opere. Bene, Ultimo Volo, da quanto io ne so, ha avuto pochissime, per quello che meritava sicuramente, rappresentazioni in Italia. La storia di Ustica mi riporta sempre a quel discorso che facevi tu prima, la verità si saprà, forse in Svizzera, in Italia temo che queste verità non le sapremo mai. So che hai avuto molte difficoltà a rappresentare quest'opera, proprio perché raccontare la verità, innanzitutto lasciatemi dire due parole, ti rubo 2 secondi Pippo, per chi non la conoscesse, la bellezza di quest'opera, di questo aereo che racconta questa strage, no? Con queste bellissime canzoni di Pippo e con la voce di Mario Scalampro. Io consiglio a tutti di acquistare il DVD e vederlo, perché è 1 ora e mezza di bellezza e di emozioni. Io vorrei che Pippo ci raccontasse qualche aneddoto su questa sua rappresentazione. Innanzitutto cimentarsi nella scrittura di un'opera del genere per me significava addentrarsi in un ambito nuovo, perché io sono essenzialmente un autore di canzoni, e quindi che un direttore, un produttore teatrale venisse a chiedermi di scrivere un'opera composita di teatro, di musica, di canzoni, di monologhi e di dialoghi su questo argomento mi ha sorpreso non poco. E poi sapere che la richiesta era arrivata direttamente da Daria Bonfietti, che è il presidente dell'associazione dei parenti della strage di Ustica. Ricordiamoci che Daria Bonfietti è l'artefice principale dell'emersione della verità, di quei pezzi di verità che sono usciti fuori in merito a questa strage. Se non ci fosse stata questa meravigliosa donna, probabilmente l'aereo sarebbe ancora a 3.700 metri di profondità lì nei pressi di Ustica. Non sapremmo quasi niente, insomma. Grazie a lei si deve il 90% della verità che siamo riusciti a recuperare. Poi naturalmente i processi hanno fatto la loro parte, però. Ecco, quindi quando mi hanno chiesto di scrivere quest'opera, io ho deciso di incontrare i protagonisti, insomma, che hanno fatto questa vicenda, e quindi il giudice Rosario Priore, che ha fatto la sentenza ordinanza, ma soprattutto ho deciso di andare a visitare l'aereo, che secondo me doveva essere l'attore principale. A mio giudizio l'aereo doveva parlare, doveva essere il soggetto che ci indicava la strada per la giusta interpretazione di questa vicenda. E quindi nell'opera teatrale l'aereo diventa un essere vivente che racconta a tutti noi in quanto unico testimone di quanto accadde, e ci racconta la sua versione, naturalmente sublimata, naturalmente non diretta,
però lo fa, ecco, lo fa e quindi niente, abbiamo fatto questa prima a Bologna in occasione del 27esimo anno dalla strage di Ustica, al Teatro Manzoni, con l'orchestra del Reggio di Parma, con Manlio Sgalambro che faceva l'aereo, avevano un plateau insomma di grandi personaggi dell'arte, della politica che erano in platea appunto ad ascoltarci e poi eravamo tutti convinti che l'opera in qualche modo circuitasse nei grandi teatri d'Italia dopo questa rappresentazione in pompa magna. Anche perché, ripeto, i produttori erano una grande consorzio teatrale Emilia-Romagna e l'associazione dei parenti era assolutamente dietro questa operazione. Invece le cose sono andate diversamente e fu un volo che si interruppe subito, quello dell'ultimo volo, si interruppe subito perché abbiamo fatto 7-8 rappresentazioni in tutta Italia, sempre organizzate da grandi amici della mia musica o comunque da persone che erano vicine alle persone morte dentro l'aereo, quindi animate da uno spirito ovviamente di affetto nei confronti dei loro congiunti. Anche a Trapani abbiamo suonato, abbiamo suonato a Valderice, al teatro di Valderice all'aperto, perché Enza è una professoressa, Enza di cognome, mamma mia, in questo momento mi sfugge, di Trapani, comunque ha perso 4 congiunti in quell'aereo e lei organizzò 2 rappresentazioni meravigliose, una appunto a Valderice e l'altra a Castelvetrano, al Teatro Selinus. E appunto tutte queste rappresentazioni furono messe in piedi da persone che erano direttamente coinvolte, quindi diciamo anche in quell'occasione la scena culturale italiana diede un segnale oscuro che noi cerchiamo di interpretare, soprattutto i produttori dell'opera cercarono di interpretare senza venirne a capo veramente. Poi devo dire che un bel giorno una risposta a mio modo io l'ho avuta, perché un anno dopo, quando ero in tournée con un'orchestra sinfonica in Italia, ho ricevuto una visita molto strana, di questo ne parlo nel libro 100 Chimere, da parte del ex generale dell'aviazione, dell'aeronautica militare italiana, con tutta una serie di personaggi graduati, insomma, volle assolutamente parlarmi prima di un concerto e venne a dirmi in sostanza che quello che io avevo adombrato nell'opera Ultima Volo era assolutamente una falsità e che anche la sentenza ordinanza del giudice priore affondava le mani presso un materiale, diciamo così, fallace. E fu un modo molto strano, perché voglio dire, tutti questi gran militari vogliono incontrare un povero un piccolo cantautore che aveva scritto un'opera che in fondo non era riuscita a entrare nel circuito delle grandi distribuzioni. Quindi quella per me fu però a mio modo una conferma, ecco, chiamiamola così, una conferma. Poi le cose che contano sono le sentenze stanno cantando insieme alle loro carte una parte della verità, che è la cosa più importante per noi cittadini, che abbiamo fatto nostre le istanze ovviamente dei congiunti delle povere vittime. Una curiosità, scusa, aspetta, una curiosità a proposito dell'opera Ultimo Volo. In questa opera c'è un brano in lingua siciliana, no? Che è Canzone Quarta. A cosa è dovuta la scelta di Canzone Quarta proprio in quest'opera? C'è un motivo specifico che fa parte di quelle finestre che parlavi prima, o c'è proprio una ricerca, un motivo specifico? Il 70% delle vittime della strage di Ustica sono siciliani. L'aereo era diretto a Palermo, c'è tutto un precipitato di emozioni che riguarda la vicenda di Ustica, che ha a che fare con la nostra terra, con la Sicilia. Quindi per me era lì veramente inevitabile che non scrivessi almeno un episodio, un atto di quest'opera che fosse in siciliano. Lì veramente non potevo farne a meno, era un atto dovuto, e devo dire che ho avuto fortuna, perché è stata una delle finestre più belle, delle poche finestre che ho scritto, ma fra le più belle, almeno a mio modo di vedere. Mi sembra giusto, scusami, mi sembra giusto ricordare una cosa che per me personalmente, come stimatore di Pippo e di quest'opera,
fa giusto ricordare che quest'opera è stata anche fatta a Parigi, giusto? Come no, è stata tradotta in 3 lingue. Bellissimo. È portata cioè, in questo giro è- in Germania, Austria, Svizzera e Francia, rappresentata una settimana a Parigi. Tu pensi, l'opera è stata presentata una settimana a Parigi e neanche una volta a Milano, o neanche questo una è- volta. per questo ho sottolineato il fatto che quest'opera è 3 volte stata a fatta Stoccarda, all'estero. 3 volte a Zurigo, 3 volte a Vienna, cioè In fondo, strano. in fondo il generale che è venuto a trovarti insomma, un po' c'entra in tutto questo. C'è anche una richiesta, no? In questo caso, Pippo, Maria Regina Brun scrive: sarebbe significativo riuscire a portare Ultimo volo a Mantova, visto che su quel volo erano presenti anche 7 mantovani. Non lo sapevo proprio, visto. Abbiamo una notizia in più in Grazie, questo Maria momento. Grazie. No, io in questo caso, in questa sezione tu hai cantato la storia che abbiamo ricordato anche con Nino prima, che è di Salvatore Scordo, no? Che influenza ha avuto, oppure hanno avuto le tragedie nelle tue canzoni? Ma diciamo che tante delle mie canzoni trattano le tragedie, come questa, anche c'è la storia di Rosa, una ragazza madre che poi è stata trovata morta sulle rive del Po a Moncalieri, una ragazza che io conoscevo. Sai, tutte le cose che io ho incominciato a scrivere da un momento in poi raccontavano drammi e tragedie. Quindi non lo so, guarda, il mio repertorio è fatto di storie complicate, di storie drammatiche, insomma. Bello, non so cosa dire. Bene, ci avviciniamo alla fine perché non vogliamo manco farvi fare notte, perciò farei un giro con tutti e tre chiedendovi come state vivendo questo periodo di lockdown e cosa state preparando. Cominciamo da no. Io scrivo sempre, ora in quest'ultimo periodo ho scritto delle cose su Dante, sulla Divina Commedia, sul Dolce Stil Novo, che sono venute delle cose molto belle e che piacciono. Poi altre cose, sono tante le cose che faccio, tutti i giorni scrivo, aspettando il giorno e il momento per poterle cantare in qualche posto. Ma io adesso che non faccio spettacolo è più di un anno che non faccio niente, eccetto che è più di un anno. Quindi se dovessi fare un concerto, non mi ricordo più manco le canzoni perché ormai è tutto sballato, è tutto strano. Devo riprendere di nuovo da capo. Ma ce Però lo auguriamo scrivo Ce sempre. lo auguriamo tutti, mai fermarsi. Nino? Ma io sto vivendo questo momento un po' come lo stanno vivendo tutti, in particolare con la speranza nel cuore che tutto questo possa finire quanto prima e poter tornare un attimino a pieno regime, ecco, con le nostre attività. Però questo lockdown, diciamo, alla fine mi ha dato anche la possibilità di poter stare momenti con me stesso e quindi scrivere delle altre poesie nuove. Sto preparando un libro di sonetti inediti che ormai credo che uscirà dopo l'estate e poi mi sono impegnato da casa a utilizzare quello che stiamo utilizzando noi in questo momento, ecco, tutte le opportunità che il web ci mette a disposizione per ovviamente raccontare non solo dal punto di vista poetico ma anche in altre forme la mia Sicilia, la nostra Sicilia. Nino, correggimi, questo è il tuo ultimo lavoro, giusto? Sì, questo è il mio ultimo libro pubblicato, Pinseri Ignoniati,
che ancora, ecco, a causa del lockdown non ho avuto possibilità di poterlo presentare, però già si trova in vendita, diciamo, nelle vetrine online più importanti. Pippo. Ma io credo che in questi casi bisogna, per quanto possibile, cercare di riconvertire l'energia negativa che arriva dalla pandemia in energia positiva. E quindi ho cercato, diciamo così, di fare anche una serie di cose che non avrei mai fatto. Questa voragine di tempo che si è aperta davanti a me mi ha indotto a cimentarmi sulla scrittura di un romanzo, per esempio, cosa che io non avevo mai pensato, non avrei mai pensato di fare. E è stata un'esperienza meravigliosa, io mi sono divertito da matti e sto per finirlo, oramai mancano l'ultima settimana di lavoro, poi l'avrò finito, e poi la casa editrice comincerà a lavorarci per fare la lettura, per correggerne le bozze, e poi verrà pubblicato l'anno prossimo. Però c'ho anche il nuovo disco che uscirà a gennaio, se tutto va bene, perché per me ha senso pubblicare un disco nel momento in cui riesco poi a fare dei concerti per poter portare in giro le nuove canzoni, altrimenti non ha molto senso. Quindi io ho atteso che le cose, insomma, cambiassero dal punto di vista della sanità pubblica, della pandemia, e speriamo che veramente tutta una serie di cose, fra cui anche i vaccini, possano aiutarci a scacciare questa pericolosa malattia che si è diffusa e che purtroppo ha avuto degli effetti all'inizio impensabili. Io ero fra gli scettici, mi sono dovuto ricredere, e quindi insomma sono quelle cose veramente imprevedibili, e speriamo che adesso riusciamo a uscirne, insomma, questo speriamo. Ok, io volevo prima di salutarvi... solo dire una cosa. Sì, prego, Scusa. Prego. No, perché io sto diventando vecchio, questo è il guaio, e allora molte cose me le dimentico. No, l'ultimo brano che ho fatto, molto bello, penso, è dedicato al giudice Livatino, che sembra che lo fanno beato. Io sono ateo, non credo a niente purtroppo. Però insomma a Livatino ci credo, perché è stata una persona nobile, una persona per bene, ed è stato ucciso barbaramente da una persona. Quindi ho scritto questa ballata che è molto bella, molto sentita, solo questo, perché pare che piace alla gente. Grazie. Io volevo dirvi innanzitutto grazie, perché comunque avervi con noi è stato un grandissimo piacere, ed è chiaro che gli argomenti che abbiamo affrontato sono una minima parte, perché poi quando si incontra gente con le anime così belle, quando dico anime non mi riferisco dal punto di vista religioso, perché anche io sono ateo, ma c'è qualcosa che sempre va oltre negli sguardi delle persone, nel loro modo di raccontare le cose. Perciò è stata la nostra prima esperienza, abbiamo fatto probabilmente degli errori, però è stato bellissimo stare con voi. Noi vorremmo ringraziarvi. Come? Infatti dico a Massimo, invertiamo un attimo la cosa, abbiamo fatto un omaggio dei Nuovi Cantastorie a tutti e tre, al nostro modo, per quel che noi possiamo fare. Noi siamo una piccola compagnia che soprattutto si diverte, noi ci trovavamo i venerdì ed era bello stare insieme, a prescindere. Vito, che ti ha scritto poco fa, ci portava il dolce, tutti i venerdì improvvisava un dolce, si provava, si discuteva, si stava insieme, che è fondamentale questo. Perciò questo gruppo ha deciso di farvi un piccolo omaggio. Adesso Massimo manderà in onda questo piccolo omaggio e dopo ci saluteremo. Ok. Rosa aveva 15 anni, era figlia di un dottore, era bella veramente e volia fare l'amore. Rosa non sape controllare le battute di due cuori, e Pete non c'è confine innocente lo suo amore. La montagna fa l'arcova, l'erba secca la forzata, Rosa fece la sopprova senza letto né lenzuola, ma la sorte non l'aiuta. Lo destino gli fa abuso, picchi rosanti la panza,
porta spasso Lucaru Rosa, 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 tu ne vai. Ma rosa, 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 resta qua. Rosa, 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 rosa. Ora il tuo curuzzo si riposa. Oh rosa, 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 tu ne vai. Oh rosa, 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 resta qua. Oh rosa, 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 rosa. Ora il tuo curuzzo si riposa. Oh rosa, 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 tu ne vai. Oh rosa, 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 resta qua. Oh rosa, 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 rosa. Ora il tuo curuzzo si riposa. 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 Ora la stizza di mondo ti volissi dare dentro le nebbie di sto cielo antico, lo sciavo rotondo di sti mani grandi dentro le coppie di sto vittino e chi ancio senza sapere niente e niente i occhi sapi solo i tuoi occhi mi ponno tagliare. Solo i tuoi pensieri mi possono toccare. Una stizza di mondo mi ti vuoi saltare e già le nebbie di sto cielo antico, con sciavo rotondo e di sti mani grandi e dentro le voglie di sto vitello. E chi ancio senza sapere niente e niente ti voglio sapere, solo i tuoi occhi mi possono tagliare, solo le tue pensieri mi possono toccare. Amore lo sai, il tempo è una stella, c'è quello che ancio e c'è quello che sia, c'è quello che ancio io canno e sanna che il lume tempo lo dogno a tirare. Sapere niente e niente ti voglio sapere, solo i tuoi occhi mi possono tagliare, solo le tue pensieri mi possono toccare. Lo sai, che lo tempo è una stita e c'è quello che anci e c'è quello che sia e c'è quello perdi io che ne sanno che ma io non mi tempo lo dono a te. Sapigi quanto vuoto il lume core, senti su sta vita di morire.
e ancora un tastiorna, pati e mori persi in amico e cerco di capire se tu magari feci qualche sbaglio che pot trapanare l'uso petto. E mentre penso paro che ci ammacchio tali pensieri in cerca di risetto. Sapidi quanto volte l'arma mia ha sopportato pene senza fine. Forse è destino, forse è solo che morria una di chiglie fatta con le spine. Lo conto non mi torna. Ma lo fele scorrere di tutte le mie ore è come un'ape che non fa più mere e lento muoro di dolore. E come un'ape che non fa più mere e lento muoro di dolore. E come un'ape che non fa più mere lento muoro di dolore. Lento muoro di dolore. Voilà. Bene, noi vi ringraziamo tantissimo. Volevo solo, così mi piace ricordare che il ragazzino che suonava la tromba, che all'epoca aveva 15 anni, quando ho sentito questo brano di Pippo, ha detto voglio suonarlo. Ed è stato un piacere per noi, insomma, averlo, anche se non fa parte del nostro gruppo. Noi vi ringraziamo e speriamo moltissimo di vedervi presto nel vostro posto, il posto giusto, sui palchi. Siamo noi che ringraziamo voi, Max e Gioacchino, per questa serata, ma soprattutto per l'idea, nella speranza che possiate trovare immediatamente altri interlocutori per creare anche un processo di continuità. Complimenti e grazie ancora. E grazie. È un piacere aver conosciuto Nino e Nonò in questa occasione. Grazie a voi, grazie a tutti. Buonanotte. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao. Grazie Anche ancora, per me, grazie a tutti. E salutatemi Torino, Senz'altro. Ciao a tutti. Senz'altro. Va bene. Speriamo Ciao, di incontrarci prima o poi. Capiterà Ciao. sicuramente. Ciao, Buona serata, Speriamo, grazie ancora a tutti. Ciao. Grazie. Ciao. Allora, noi concludiamo questo viaggio, questa tavolata. Abbiamo preparato poi per concludere una piccola clip nostra di presentazione per le prossime serate. Non avremo una cadenza ben definita, ma ci vedremo quando, diciamo, avremo voglia di stare insieme a qualcuno. Ripercorreremo un po' i nostri spettacoli, le anteprime, cercando di passare le serate con chi si è interfacciato con noi anche in questi spettacoli. Vi ringraziamo tutti e vi auguriamo una buona continuazione. Ciao e grazie ancora. Sì, sì, grazie.